Intervengo per esprimere il convinto sostegno alla mozione presentata dal collega Moretti, che propone di accompagnare il ripristino delle province con lo svolgimento di un referendum consultivo rivolto ai cittadini. La questione che stiamo affrontando non è marginale. Non stiamo discutendo di una modifica tecnica o di un semplice riordino amministrativo. Stiamo parlando della reintroduzione di un livello istituzionale che era stato abolito da questa maggioranza, che oggi invece si dice favorevole. Un livello che incide direttamente sull'organizzazione del territorio, sulla gestione dei servizi pubblici e sull'utilizzo delle risorse destinate alla collettività. Per questo motivo noi riteniamo fondamentale che i cittadini debbano essere ascoltati. La nostra posizione sul merito è nota. Non condividiamo la prospettiva di ripristinare le province, riteniamo che quel modello appartenga al passato e che oggi sia più utile rafforzare gli strumenti esistenti, a partire dalle EDR che stanno svolgendo le loro funzioni in modo efficace. Lei stesso Assessore nel corso dei lavori della Commissione ha riconosciuto come tali enti stiano garantendo risposte adeguate ai territori e che il ritorno delle province sia una scelta finemente politica. Ma oggi la questione non è soltanto se le province debbano tornare oppure no, la questione è se una scelta di questa portata debba essere assunta esclusivamente nelle sedi politiche oppure se sia giusto chiedere ai cittadini cosa ne pensano. A nostro avviso la risposta è semplice: i cittadini devono avere la possibilità di dire la loro. Negli ultimi anni abbiamo sentito ripetere molte volte che occorre avvicinare le istituzioni alle persone, rafforzare la partecipazione, ricostruire il rapporto di fiducia tra i cittadini e la politica. Bene, questa è l'occasione per dimostrare che non si tratta soltanto di uno slogan. Se siete convinti della bontà di questa scelta, allora non dovete avere, a nostro avviso, alcun timore di sottoporla al giudizio popolare, perché non c'è nulla di più democratico che chiedere ai cittadini un parere su una riforma che riguarda direttamente il loro territorio e il funzionamento delle istituzioni che li rappresentano. Un referendum consultivo non sostituisce la politica, non trasferisce ad altri le responsabilità delle decisioni, al contrario offre alla politica uno strumento in più per decidere con cognizione di causa, conoscendo quale sia l'orientamento delle comunità. E c'è anche un tema di legittimazione. Una riforma istituzionale così significativa sarà tanto più forte quanto più sarà condivisa. Se il consenso c'è, il referendum lo confermerà. Se il consenso non c'è, sarà un segnale che questa Assemblea ha il dovere di ascoltare. Ma forse il timore è proprio questo. Per questo riteniamo che la proposta contenuta nella mozione sia di assoluto buonsenso. Non chiede di ripristinare le province, non chiede di abolirle definitivamente, chiede semplicemente una cosa: prima di decidere ascoltiamo i cittadini. Per queste ragioni, non soltanto come ho già ribadito l'abbiamo sottoscritta, ma voteremo a favore di questa mozione, auspicando che anche gli altri gruppi presenti in questa assemblea facciano lo stesso, perché dare la possibilità ai cittadini di dire la propria non è una sconfitta della politica e semmai, a nostro avviso, l'espressione più alta. Grazie.